C'era una notte la cultura, ci troviamo qui in Piazza Azzurri per l'11ª edizione della Notte Bianca Sassarese, una notte fatta di musica, teatro, spettacolo, arte e tradizioni e anche commercio, perché grazie a questa serata, grazie a questa iniziativa i cittadini sassaresi possono usufruire dei negozi aperti fino a tardi per iniziare le loro compere natalizie. Noi ve lo racconteremo attraverso le voci dei protagonisti che incontreremo nelle varie piazze. Questa iniziativa è a cura del Comune di Sassari. Allora, buonasera a tutti, benvenuti e diamo inizio senza lunghissime cerimonie a questa che noi chiamiamo Notte Bianca, che è un momento per incontrarsi, per stare insieme. Questa notte è caratterizzata fortemente dall'arte e dalla cultura, in un momento in cui l'arte e la cultura sono in difficoltà, con tagli pesanti, con limitazioni. Siamo molto felici di avere coinvolto la gran parte delle associazioni che si occupano di cultura e di arte nella nostra città, l'Università, l'Accademia delle Belle Arti, il Conservatorio, che sono in piazza insieme a noi per allietare e per rendere piacevole questa serata, insieme ai commercianti che mantengono aperte le loro vetrine, quindi in un centro storico che recuperiamo ancora una volta al piacere di stare insieme, di passeggiare, di incontrarci e di trascorrere una lieta serata. Io do la parola al piccolo, all'assessore della cultura, che è in piazza col figliolino e che rappresenta bene l'idea che abbiamo di questa serata. Grazie, sono molto contenta di essere qui. È stata faticosa organizzare questa serata e io voglio ringraziare tutti quelli che ci hanno dato una mano, dal commercio agli artisti, agli studenti, agli insegnanti. Insomma, noi vogliamo dimostrare la nostra indisponibilità a rinunciare a una Sassari migliore, a una Sassari bella, allegra, al futuro dei nostri bambini. Quindi vi ringrazio e buona serata e buon divertimento a tutti. Buonasera Sindaco, innanzitutto auguri per questa serata. Grazie altrettanto. Senta, poco fa nella sua presentazione ha accennato alla crisi un po' del commercio, della cultura. In che modo questa serata può aiutare questi elementi? Beh, tanto è molto simbolica, nel senso che abbiamo riunito tutte le associazioni che operano nel campo culturale, nel campo artistico della nostra città, l'università, le scuole, l'Accademia di Belle Arti, il Conservatorio di Musica, che sono oggi tutti in piazza per rappresentare un momento anche di difficoltà della cultura, che però vuole continuare a sopravvivere, comunque deve sopravvivere nonostante i tagli, nonostante le difficoltà. Insieme c'è il commercio, che è l'altra parte pulsante della nostra città, in una notte che vuole ulteriormente riproporre un centro storico vivo e vitale alla città, in attesa di tempi migliori, ma con la forte volontà di andare avanti su questa strada e di rendere una città sempre più fruibile, sempre più a disposizione di tutti. Ecco, a questo proposito abbiamo visto una forte partecipazione dei commercianti. I commercianti hanno aderito con entusiasmo a questa iniziativa. Beh, io devo dire che i commercianti hanno fatto dei grandissimi passi in questi anni. Qua dietro abbiamo una rappresentazione che è stata voluta dai commercianti con un minimo impegno dell'amministrazione, che poi l'amministrazione, proprio perché era così bella, l'ha fatta propria ed è rimasta alla città ad abbellire una delle piazze principali della nostra città. Credo che i commercianti abbiano capito che soltanto insieme possiamo sconfiggere la crisi, che soltanto insieme possiamo realizzare quei progetti che vedono il centro storico come un centro nuovamente attivo anche dal punto di vista commerciale, con tutti i supporti che la cultura può dare e che aiuta a rivivere il commercio. Stiamo lavorando insieme ed è un buon risultato ed è una buona prospettiva soprattutto che si apre.
Bene, siamo qua con l'assessore Dolores Lai, l'assessore alla cultura, alla quale vogliamo chiedere, ha detto poco fa, c'è tanto lavoro, quanto lavoro dietro queste iniziative? È stato impegnativo insomma? Sì, è stato molto impegnativo perché a differenza di altre note bianche è stata una partecipazione gratuita da parte di tutti gli operatori culturali che professionalmente lavorano nella città di Sassari, quindi chiaramente molto più difficile da un punto di vista anche artistico coordinare professionisti di alto livello all'interno di una performance che è chiaramente unica, che deve riempire le nostre piazze, che per l'occasione sono state trasformate in piazze tematiche. Questa è piazza Zuni, piazza della danza, piazza Tola in piazza del teatro, piazza Università in piazza dei saperi, Porta Sant'Antonio in piazza della musica, Palazzo Ducale in piazza delle arti. Insomma, è stato molto faticoso, ma devo dire anche molta soddisfazione, una partecipazione entusiasta e soprattutto una condivisione di intenti, che è quello di non volersi appunto arrendere al fatto che la cultura sia considerata come un qualcosa di superfluo. In realtà la cultura è il motore del nostro paese, è da lì che parte l'istruzione, con l'istruzione diciamo elementare il futuro dell'Italia, insomma si basa su questo. In un momento di crisi noi crediamo che sulla cultura bisogna investire. Ecco, dicevamo appunto l'importanza della cultura, ma cosa vuol dire essere oggi qua a Sassari l'assessore alla cultura? Essere oggi l'assessore alla cultura è, devo dire, impegnativo, proprio per quello che è un po' la politica nazionale e regionale, che è basata poi alla fine su un taglio indiscriminato, senza considerare il fatto appunto che la cultura non è solo il divertimento, ma la cultura è in un paese come il nostro economia fondamentalmente. Qua gli operatori che oggi partecipano gratuitamente a questa serata vivono dalla cultura, cioè portano a casa il loro stipendio e producono cultura che viene poi usufruita da altri soggetti, insomma, quindi è un po' secondo me riduttivo considerare la cultura un surplus e quindi bisogna un po' combattere contro questo luogo comune, per quello è un po' più impegnativo forse che in altri momenti. Ci troviamo al Palazzo del Comune, dove è lo spazio dedicato a una mostra di costumi. Abbiamo qua la costumista Luisella Pintus. Ci vuole raccontare qualcosa di questa esposizione? Sì, sono 3 tipi di allestimenti, cioè in un unico allestimento, curati dagli studenti dell'Accademia di Belle Arti che hanno seguito il corso di costume per lo spettacolo che è tenuto da me. L'ingresso sono dei costumi realizzati da 2 alunni su il Maestro Pedro e Melisendra. Mentre invece questi che trovate qui all'atrio, che riproducono, sono ispirati al costume sardo, sono stati realizzati per il respiro dell'arte dallo stesso gruppo dell'Accademia che ha preso nome in questa occasione di Bizzarre Contaminazioni. Qui sono i lavori di 2 anni accademici, invece all'interno troverete l'allestimento di Cenerentola, spettacolo che ha debuttato lo scorso anno al Teatro Verdi, ideato e realizzato da me. A destra il Barbiere di Siviglia, anche quello per il Teatro Verdi, ideato e realizzato da me. Quanto può essere importante una vetrina del genere per gli studenti che comunque sono agli esami? Studenti moltissimo, perché tieni presente che già dallo scorso anno che abbiamo fatto delle piccole esposizioni, alcuni di loro su 23 studenti, 5 di loro già lavorano e quindi credo che sia una cosa molto importante, la più importante. Ecco perché accetto sempre la possibilità di esporre, proprio per dare a loro questa possibilità di vetrina e di mettere un piede in un palcoscenico, mettere il piede in un centro dove si possono esporre le proprie opere. E credo che sia la cosa migliore per poter vendere il talento, per far vedere di cosa sei capace, e soprattutto l'obiettivo più importante che ogni volta preciso, ci tengo molto, è quello che una delle prime cose che io insegno ai ragazzi è quello di risparmiare, di economizzare,
perché si può emozionare anche con materiali di riciclo, plastiche, quello che troviamo quasi nei cassonetti, perché a volte andiamo quasi a frugare nei cassonetti. Perché credo molto che si possa emozionare con la setta, con i brocati è molto facile, sono belli già da sé, e quindi è come dire, una spinta molto importante, perché devi ingegnarti, devi far lavorare la fantasia per riuscire ad ottenere dei buoni risultati con una cosa che al momento sembra da buttare via. La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione e istituisce scuole statali per tutti gli ordini e i gradi. Le istituzioni di alta cultura, università e accademie hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato. Il sindaco del comune di Sassari, Gianfranco Ganau. Articolo 1. L'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. Articolo 5. La Repubblica è una, indivisibile. Riconosce e promuove le autonomie locali. Attua i servizi che dipendono dallo Stato, il più ampio decentramento amministrativo, adegua i principi ed i metodi della sua legislazione nelle esigenze dell'autonomia e del decentramento. Articolo 10. Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio della libertà democratica garantita dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge. Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici. Articolo 8. Tutte le confessioni religiose sono ugualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. Articolo 19. Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede, in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume. L'articolo 26 dice: l'estradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalla Convenzione internazionale. Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici. Articolo 34. La scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore impartita per almeno 8 anni è obbligatoria e gratuita. I capaci e i meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie e altre provvidenze che devono essere attribuite per concorso.